È partita da poche ore l'irrigazione per le campagne venete, una filiera complessa che si fonda sulla disponibilità di acqua irrigua trasportata dai 27.000 km di corsi d'acqua gestita dai consorzi di bonifica. L'associazione che riunisce gli 11 consorzi di bonifica regionali ha organizzato una videoconferenza per parlare di irrigazione e ambiente. È un giorno tanto atteso dai nostri agricoltori perché con questo tempo un po' siccitoso la gente aspetta l'irrigazione. Oggi è l'apertura ufficiale, che il 15 marzo di ogni anno avviene l'apertura ufficiale fino al 15 ottobre, il canale LEB dà acqua a mezzo Veneto. All'evidenza e all'attenzione di noi tutti sono gli effetti di cambiamenti climatici. Questi comportano una risposta immediata dal nostro sistema, dal sistema dei consorzi di bonifica per quanto riguarda l'irrigazione collettiva, la distribuzione della risorsa e per quanto riguarda anche le imprese agricole. Una stagione irrigua aperta ufficialmente il 15 marzo con l'apertura delle paratoie del LEB, il canale che preleva l'acqua di qualità del fiume Adige in provincia di Verona fino a riversarsi sul vicentino Bacchiglione. 34 le derivazioni, 82.000 gli ettari di campagne irrigate dal canale LEB tra le province di Verona, Vicenza e Padova, un'opera fondamentale per gran parte del Veneto. L'opera LEB abbia assunto nel corso degli anni funzioni che non sono solo quelle irrigue, ma sono andate a interessare anche aspetti ambientali, servizi ecosistemici, contrastando anche gli effetti del cambiamento climatico. Quindi il tema è che da oggi in poi questa buona pratica del LEB deve essere, secondo me, portata come buona pratica da fare anche da altre parti. Una richiesta di acqua da parte delle campagne che si sta ampliando rispetto al tradizionale periodo che va dal 15 marzo al 15 ottobre. In agricoltura da un po' di anni a questa parte il periodo irriguo si sta sempre più allungando proprio perché l'agricoltura si sta trasformando, diventa sempre più irrigua, ha bisogno sempre più di acqua. Per far fronte alle nuove esigenze, i consorzi di bonifica stanno affrontando un processo di ammodernamento della rete attraverso piccoli invasi in grado di trattenere l'acqua piovana e riutilizzarla in caso di siccità. Se vogliamo che il territorio sia più resiliente, sicuramente abbiamo bisogno di notevoli investimenti. Siamo riusciti a portare nel Veneto oltre 220 milioni di euro negli ultimi 3 anni per infrastrutturare le reti irrigue e abbiamo pronti progetti per oltre 350 milioni sul Recovery Fund regionale. Efficientamento nella distribuzione dunque, senza tralasciare il valore ambientale dell'acqua trasportata nei canali di irrigazione, un concetto sul quale il sistema della bonifica pone sempre più spesso l'accento. L'acqua che noi preleviamo dai fiumi non è solo acqua irrigua, ha un valore ambientale fortissimo e solo per questo dobbiamo porre un'attenzione a ciò che l'irrigazione, come pratica culturale, offre a un territorio e quindi grazie proprio all'acqua irrigua noi siamo in grado oggi di mantenere, preservare e rendere sempre più ambientale il nostro territorio.